Luca Zaia per la Lega, Flavio Tosi per Forza Italia, Alessio Morosine, Franco Roccon per la Liga, Andrea Ronco, meglio noto come Veneto Imbruttito, per Noi Moderati. Le liste di centrodestra a sostegno della candidatura a presidente di regione di Alberto Stefani si affidano, ma non tutte, al nome forte a traino del partito. L'eccezione la fanno Fratelli d'Italia e UDC, che puntano a un'impronta strettamente territoriale. 6 liste, 304 candidati su 325 candidature. In tutte le province Lega e Forza Italia, come ampiamente annunciato dai diretti interessati, schierano capolista rispettivamente il governatore uscente e il coordinatore regionale del partito, seguiti da nomi che non è stato facile fino all'ultimo scremare. La Lega, nel tentativo di raggiungere, con Zaia e amministratori uscenti, un bacino di voti che la riaffermi alle regionali, primo partito in Veneto, Forza Italia che da mesi porta avanti una campagna acquisti battente, con l'ultimo colpo, quello a Treviso di Gian Antonio Darè, tanto clamoroso quanto dibattuto dalla base azzurra. Stefani e Tosi in campo due leader regionali, il meloniano Luca De Carlo resta fuori dall'agone e rimpingua le file bellunesi con i veneziani Luca Spavanetto, Francesca Zaccariotto, Matteo Romanello e Matteo Penzo. L'UDC attinge alle file dei cattolici, da Eric Pasqualon, sindaco di Carmignano, al collega di Pianiga Federico Calzavara. Andrea Ronco, il Veneto Imbruttito, schierato in 4 province da Noi Moderati, mentre la Liga Veneta Repubblica si affida al capolista Alessio Morosin su Padova e Venezia e Franco Roccon su Belluno e Treviso. Liste depositate gli ultimi giorni utili, candidature pesate con il bilancino per un centrodestra che più che a correre pensa già a governare.